Pasca, sono grossa. Non c'è male? Sì, ma stiamo facendo una cura. Pasca, hai capito? Io sto al posto della signora Elvira. Sì, sto incarata in un bancariello, mi parlano a 10 signori. E tra poco mi metto a fare pure le ricette, sono sicuro. Tanto che i malati sono sempre stessi. Scusate. Pasca, ma quando viene però io? Signor. Pasca, viene oggi. Pasca, aspetta un momento, sei venuto uno scassacazzo. Ditemi. La signora Elvira. La signora Elvira è andata al terzo piano a buttare giù il malato numero 301. Buono. Allora mo si libera un posto. Ma perché serve? No, per un amico. Ma è morto? Todi, che dici, sei morto? Ma qua morto? Mi sono appena fatto la siringa di antibiotico. Idea! E allora aspettate. Può darsi che fra poco gli viene uno shock anafilattico. E aspettate. Ho chiamato Riso. Scusi, ma cos'è questo affollamento stamattina? La signora Elvira si è allontanata un momentino per un servizio urgente. Ancora con il fatto dell'ufficio della signora Elvira. Signori, i ticket vanno pagati nell'ufficio apposito. Su, forza! Forza, via! E mo chi la sente la signora Elvira? In questo ospedale sono io il direttore sanitario e comando io. Comunque, ero venuto per comunicarvi che oggi arriverà il mio assistente. Un ragazzo in gamba, giovane, si è laureato giovanissimo con il massimo dei voti. Modestamente l'ho formato io. E a lui dovete lo stesso rispetto che avete per me. Chiaro? Stamma a posto. Scusate, dottor Gargiulo, ma perché lo dite a me? Io non sono nessuno, sono un semplice infermiere. Lei è il braccio destro della signora Elvira, quindi riferisca. Avete sentito, Todisco? Finalmente mi ha riconosciuto il mio grado. Il braccio destro della signora Elvira. È arrivato il mio momento. Posso ereditare il bancariello! Che bullezza! E nemmeno ha chiamato un assistente. Così ha detto, giovane e intelligente. Però mi piace. Pensi sempre alla stessa cosa, pensi? Questo è un guaio. E perché? Perché l'assistente assiste. Guardate. Cretino. Sempre affettuoso. Era un cretino affettuoso. Così cambia tutto allora. Ha fatto venire una spia dal nord. Ma tu hai capito che Gargiulo ha chiamato rinforzi? Vabbè. Speriamo che pure è bello, giovane, bello e intelligente. Che vuoi più dalla vita? Imbecille. Questo pure era affettuoso? No, questo era offensivo. Vabbè, insomma, che dobbiamo fare? Dobbiamo agire con furbizia. No, io non posso, perché sono cretino affettuoso, l'avete detto voi. Allora bisogna agire con intelligenza. E manco qui posso, perché sono imbecille e offensivo, pure l'avete detto voi. Sai che ti dico, Geppi? Che ti dichiaro incapace di intendere e di volere, quindi impossibilitato ad ereditare il bancariello. La seduta è tolta. No! Signor giudice Bancariella, no! Mamma, perdona! Micillo, la smette di importunarmi. È impossibile, non ci riesco proprio. Vado alla miezza. Buongiorno signora Elvira. Sì, buongiorno, niente. Avete saputo? Ho saputo. E potete aiutarmi? Se non ci riesce lei con quei mezzi.
Vabbè, era un incoraggiamento. Non capisco proprio come posso aiutarla. Ma come? Quello il dottore è giovane, non sarà freddo di chiamato come il direttore sanitario. Ma come si fa? Ma come si fa? Ma niente anestesia oggi, Micillo. Come no? Ma se non fornisce un giusto, e chi se ne va? Cincin e caffè, sto cercando di disintossicarmi. Ma come si fa? Ma come si fa? Ho capito. Volete che lo distrugga con il mio corpo? Brava. Non è possibile, mi dispiace. Devo prima conquistare Gargiulo e poi posso approfondire la conoscenza con altri. È una questione di metodo. Ma come si fa? Come si Come si fa? E questo è caffè? È corretta Negroni? Anzi. Micillo, la dovete finire con questo caffè. E perché? Una statistica dice che per avere un infarto ci vogliono almeno 6 caffè al giorno. Io sto al quarto, quindi sto tranquillo. Ma lavorare? Beh, questo verbo pronunciato dalle vostre labbra è terrificante. Ma che c'entra? Io lavoro, solo che avendo un lavoro di comando sono sempre assettata. Ma quando sto assettata la mia mente frulla, è come se frulla, Micillo. E mentre la mente frulla la mano in basso, Guardate che scalo. Quanto è bella sta mano, quanto è bella. Sembra quella di una metalmeccanica. Ma che c'entra? Io mi curo. Ma che parla a fare con voi, Micillo? È inutile. Geppi Elvira, Geppi passaggio Elvira, Geppi passaggio Elvira, signore Elvira sono Geppi, signore Elvira, passaggio Geppi Elvira. Sto qua. Che sono entrato troppo nella mentalità del combattente. E che pazienza che tenete. Insomma, Niente, signor Elvira, niente nemico all'orizzonte. e quello verrà all'intrasata. Quando parlate terra, siete ancora più affascinati. Dottor Micillo, secondo me è arrivato il momento di smettere questo caffè corretto al Negroni. E perché? Intanto che sono giusto non mi piace proprio. Quindi me ne vado. Così va a fuoco, quindi caffè. Va. Lo so, mi ha lasciata, me lo sento. E è festeggiata. No, signora Elvira, non scherzi, ho bisogno di essere consolata. Ma non è il momento, siamo mobilitati, non vedete? Sta al lato disc che ha fleb. Perché? Perché è troppo difficile da capire. Come? Vabbè, ho capito. Mettetevi qua. Mettetevi qua. State fermi, se non date fastidio. Vi faccio fare una bella seduta da visone, va buono? Signore Elvira, sta arrivando il nemico! Sta arrivando il nemico! Mobilitiamoci! Mobilitiamoci! All'opera! Vai! Tu fa la morta! Ma io non sono morta, sono depressa. E fate presto che fa la morta che fa depresso! Così, così, così. Vai, dici tu e abbassa! Vai, forza! Siamo pronti? Adesso! Adesso! Todisca! Antonio, ma che ci facevi in ospedale? Quante volte te lo devo dire che quando finisci le pulizie mattutine te ne devi andare, tu sei abusivo, si ti scoprono, succede l'inferno. Oh. Mamma mia, che mazziato! Che mazziato, per colpa tua, il nemico, qua l'unico nemico che c'ho, sei tu, non sei buona a niente. Signore Elvira, non dite così, mi piglio collera. Fai buono a pigliarti collera, fai bene, guarda, a ridurre Antonio, un uomo in queste condizioni, così. Signore Elvira, il segnale! Il nemico sta arrivando! Il nemico sta arrivando? Sì. Antonio, non mi riceve niente. Amore, sei tornato. Signorina, scusi, io la ringrazio per l'affetto, però Tutto mio. un attimo solo, è molto. Dottor Merolo, forse abbiamo un po' esagerato col benvenuto. Beata voi! Ma no, anzi, magari fossero tutti così calorosi. Ma che è? La dottoressa del surf si è scrutato fidanzato là? Pure io. Tu non sei mai stato fidanzato. Infatti per me è stato più semplice. Comunque sia, dottor Merollo vi do ufficialmente il benvenuto in questo ospedale. Grazie. Farò di tutto per far sì che in questo ospedale regni la serenità e il buon umore. Sarà un privilegio per me far parte della squadra. Onore nostro! Ma che è? Allora poi Biancaneve che si è sciutato senza i 7 nani, mo c'è sta pure Arturo qua. Crear tu, Arturo. Ma sei ignorante. Io? Dottoressa De Stefano, accompagnate il dottor Merollo a fare un giro per i reparti. Sì.
Questo dottore non me la conta giusta. Signor Elviro, questo tutto deve fare tranne che contare. Geppino! Che? Mi è scappato. E così l'ha baciato. Pensavo fosse il mio amico Miao. Non vorrà mica prendere il mio posto? No, io cerco l'amore. Ma secondo lei io cosa cerco? O lei non so, ma loro hanno un'opinione diversa. Loro chi? Loro. Ah, scusi, a volte le dimentico. Sul serio? Vabbè, comunque io voglio il mio amico Miao. Segua il mio consiglio, le metta in mostra e vedrà che il suo uomo ritornerà da lei in un batter d'occhio. Adesso vado a cercare Gargiulo. Oggi mi sento in forma. Amico Miao! Geppino, c'è la dottoressa De Stefano? No, non c'è. Ah, quindi anche con gli occhiali non... Non l'avreste vista comunque perché non ci sta proprio. Ah, è la prima buona notizia della giornata, Geppi. Geppi, prego. Scusa, non sapevo. Geppino, mi potresti accompagnare alla bacheca a vedere i turni? Accompagni. Dottoressa, come mai senza occhiali? E tanto pure con quello degli altri non ci vedo niente, tanto vale che non mi mette proprio, così ne guadagni bellezza. Ah, mi pare giusto. Geppi, leggi un po' che i turni, Dottore, toglietemi una curiosità. Sì? Ma visto che devo leggere io alla bacheca, perché vi fate accompagnare? Geppi, non ci sta niente da fare. I gay sono troppo intelligenti. Per così poco. Dottoressa Visone, buongiorno. Buongiorno. Geppi, chi è che sta a Noveca? Ho saputo che è tornata in forma dopo la terapia antirabbia. Sì, grazie, informissima. Geppino, chi è questo? E crede di avere qualche possibilità di ricaduta? Geppi, chi è sto dittatore? No, perché sarebbe pericoloso. Io sarei costretto a farle rapporto e lei tornerebbe di nuovo a casa. Noi, in questo ospedale, non abbiamo bisogno di zavorre. E mi riferisco anche a lei, Giuseppe. Oh. Ebbene, a mo' tempo capi chi è per favore ti faccio vedere a zavorre, Geppi. Dottoressa, da oggi in poi chiamatemi Giuseppe. Geppi, ma sì! Ma chi si è rimbambito proprio? Prego, innamorato. E chiamatemi Giuseppe. Rimbambito! Io mi sto scervellando a ricordarmi, ma chi sto Merollo chi è? Non vi scervellate perché non lo conoscete, è nuovo. Ah, quindi anche con gli occhiali? Non l'avreste riconosciuto comunque perché non sapete proprio. Ah, è la seconda buona notizia della giornata, Elvira, ma dico, questo Merolette che me ne caccia, ma lo può fare? E l'ho detto che era falsa. Elvira lo può fare? Maledetto. Elvira, ci siete? Ci sono. Ah, io dico che non ci vedo, ma chi sto ci sentono proprio, insomma, questo me ne può cacciare? Dottoressa Visone, vi può cacciare, a meno che non lo cacciamo prima noi. E lo facciamo prima noi. Ma lo sa, guarda questo. Gargiulo l'abbiamo lasciato stare perché in fondo era innocuo. Ma questo no, questo è maligno. Sì, bel fagorro è maligna. Sì, È malvagio. sì, È cazzimmoso. sì, è l'uomo per me. Tan 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 tan. Fatto apposta per me. Tan 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 tan. È forte con me e da uomo sa dir parole d'amore. Ma vi sembra il caso? A me mi piace. Pure a me. Ho capito. Il piano lo andrò a pianificare da sola. La gatta è che sta andando. Ma perché fa così? Non lo so, dottoressa. Sentite, dottoressa, a proposito dello sproposito, ma è da molto tempo che non vi sento parlare di una vostra fobia. Ma ditemi la verità, ma siete guarita? Ci mancava, è pure no? Sì, mi sono sottoposta a delle sedute terapeutiche, 300 euro a sedute. Ah, e chi è la vostra analista? Sì, dottoressa Dora Visone, dottoressa in psichiatria e psicanalisi. Sta scritto pure un po' larghetto per lo studio. Pure? Nello studio tengo una poltrona e il lettino. Eh. Mi metto un po' lettino e comincio a raccontare la mia storia, la mia infanzia, le mie ansie, le mie preoccupazioni, insomma tutte le scemità. Poi zombo un po' la poltrona e mi do anche la terapia. E i soldi? Quali soldi? Come quali soldi? Dottoressa, vi avete detto che ogni seduta sono 300 euro. Visto che le sedute ve le fate da sole, questi soldi dove vanno a finire? Dov'era? Chi è dunque i soldi?
Classico esempio di sdoppiamento della personalità. Sì. Stiamo a posto. Guardate, così pazza. La via dei Fiora... Geppino, dove è andata la dottoressa Visone? È andata a cercare l'altra lei. Tanto non ci serviva senza la lente, va? Perché che lente? È la stessa cosa, hai ragione. Signora Elvira? Sì? Signora Elvira, cercavo proprio lei. Io sto sempre qua e se non ci sto io c'è il mio adesco qua. Adesco? Adepto vorrà dire. Dai. Vabbè, cosa volevate dalla signora Elvira? Ma costui deve starci per forza. E certo, sono il suo adepto. Io temo che il mio assistente, il dottor Merolla, voglia farmi fuori. Vuole uccidervi, vuole? Male non sarebbe. Non scherzate, vuole prendere il mio posto. Pensate, alla sua età, è già primario di chirurgia a Milano. Un genio. Così giovane intraprendente. Sono suo. Fate caso, è Gaio. Fate chiolla. Andate avanti. Ecco, io lo so che in questi mesi che siamo stati qua lei ha fatto il possibile per rimandarmi a Milano, Sì. ma sono anche convinto che in questi stessi mesi tra di noi si sia instaurato un rapporto. Geppi, ma che stai dicendo? Ha detto che vi vuole bene. A me, un milanese. Prego, napoletano vissuto al nord. Così pazzo, vedi che mi doveva capitare. E vabbè, signore Elvi, perdonatelo. Viva l'amore. Peace and love. Geppino. Giuseppe, prego. Come? Geppino va bene lo stesso. Ah, beh. Ecco, signora Elvira, se non lo vuole fare per l'affetto, lo faccia almeno per queste. Guardate. Avete ragione che noi napoletani siamo carnali, che ci facciamo coinvolgere dal sentimento. Solo per affetto si può fare un fatto del genere. Solo. Oh, Ecco. non vi preoccupate, ci pensi? Grazie. Ci pensiamo noi. Grazie. Prego. Andate. Grazie. Andate. Alla fine, capito? Hai ragione tu. Quello che importa nella vita è l'amore. Ma io credevo che tu mi avessi lasciata. Ma come? Ora ti sei svegliato dopo tutto questo tempo? Mammi ciao miau, non eri a letto quando io sono uscita. Ah, sei rimasto chiuso nel ripostiglio tutto quel tempo. Ah, ti ho chiuso io. Ma non è possibile, io non ho neanche la chiave del ripostiglio. Corro subito a salvarti, amore. È l'uomo per me, fatta apposta per me. Ma lei lo sa che questo trucco e questo suo abbigliamento sono fuori norma per un ospedale? Lei trova? Le farò rapporto immediatamente. Che cosa ci fanno questi due qua dentro? Si amano. Ha detto bene, Geppi, ci amiamo. E adesso lasciatemi solo con Elvira. Non con me. Ti chiami Elvira tu? Ho saputo che il dottor Merolla le ha offerto dei soldi per farmi fuori. E chi ve l'ha detto? Voci. E poi la ci sono batangolla. E lui? E lui si è messo talmente paura che se ne è fuiuto. Geppi me l'ha migrato io. Ma chi la sa? Oh!